Oggi parliamo di iperresina. La situazione è questa: abbiamo rifatto le piastrelle della parete, le abbiamo magari protette nel box doccia e abbiamo sotto delle vecchie piastrelle che vogliamo rinnovare. Qui presentiamo iperresina appunto che con due semplici passaggi gli cambiamo il colore e le portiamo in sintonia, in armonia con la parete. Vi faccio vedere come si fa. Allora, iperresina, eccola qua, è una resina a basso spessore ma forte adesione, coprente. Gli mettiamo dentro prima il nostro colorante, mescoliamo bene, e poi subito dopo, prima dell'applicazione, mettiamo questo promotore di adesione. Ecco, il colore l'abbiamo fatto, si vede già, è simile alla parete. Adesso mettiamo il promotore di adesione. Questo serve particolarmente quando andiamo sulle piastrelle, perché, come sapete, lì è molto difficile aderire. Mettiamo questo prodotto chimico che garantisce l'adesione sulla piastrella. Questo lo facciamo nella prima mano. Domani, quando daremo la seconda mano, non sarà più necessario, ma potremo usare eventualmente quello che abbiamo avanzato oggi. Ecco, adesso siamo pronti per l'applicazione. Naturalmente indispensabile il giorno prima di fare questo, sgrassare con alcol denaturato e lasciare asciugare perfettamente, perché se troviamo tracce di alcol nelle fughe, quello che succederà è che perderemo l'adesione. Quindi il giorno prima sgrassiamo con alcol. Poi eccoci qua che col pennello facciamo i bordi e con il rollino facciamo il resto e passiamo la prima mano. Questo processo si sviluppa in due passaggi. Il primo è questo, il secondo lo facciamo domani mattina. Però, come vedete, è un prodotto molto coprente. Ecco, sono passate 6 ore, è asciutto, abbastanza, sufficientemente asciutto per poter dare la seconda mano, quindi puoi procedere da lì. Ecco, il prodotto è asciutto, sono passate 48 ore, resiste alla prova dell'unghia, quindi il prodotto è calpestabile a questo punto. Ecco, questa durezza, questa resistenza può essere notevolmente migliorata con l'applicazione di una specifica cera metallizzata che può essere messa la settimana dopo che il prodotto è completamente asciutto. Ecco, per concludere, abbiamo visto un intervento rapidissimo, in un giorno, 2 giorni, cambiamo completamente il colore delle nostre piastrelle. Quindi l'utilizzo qua è la possibilità di abbinare il pavimento alla parete delle nostre finiture, oppure può essere anche colorata alla piastrella esistente. L'intervento, come ho detto, è molto corto e soprattutto anche l'investimento è limitato, quindi è un importante plus point. Buon divertimento!